L'epidemia sta precipitando, numeri in calo, ricoveri in diminuzione. Certo il Covid non sparirà, ma si sta trasformando e bisognerà conviverci. Oggi nel Vicentino sono 39.417 i casi attualmente positivi, 2.474 i nuovi contagiati e il San Bortolo con 116 pazienti, di cui 15 in terapia intensiva, e l'ospedale Veneto con più ricoverati. Ma i dati sono in forte diminuzione e questo richiede una riflessione che il presidente veneto Luca Zaia lancia con forza. Cambia il virus, cambiano i dati, è il momento di pensare a cambiare anche le regole burocratiche anti-Covid. Se le cose continuano ad andare così, il 31 marzo bisogna porre fine a questa storia dello stato d'emergenza. E guardate che ve lo dice uno che aveva sempre detto è prudente portare avanti finché serve. Però è altrettanto vero che adesso noi siamo, come si può dire, arrivati allo spartiacque. Il 31 marzo deve finire lo stato di emergenza. Parola di Luca Zaia che è un auspicio. Se accadesse verrebbe rivoluzionata anche la scuola. E se il principio è il positivo sta a casa, non è che devo andare a cercare quello che non è positivo ma non è vaccinato, deve stare a casa anche lui, perché se no non finiamo più. Cioè, oggi siamo chiamati a scrivere delle regole che dovrebbero valere all'infinito. Questa è la nostra visione, no? Quindi è cruciale questo momento storico, perché scriviamo le regole e comunque nei prossimi giorni, nelle prossime settimane scriviamo le regole per il futuro.